Grazie. La parola all'onorevole Paolo Zedda, vicepresidente del gruppo Soberania e Indipendenza. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, è di avere su un'emozione profonda che io entrego su saluto e su beni beniu da parte mia, del suo partito mio, a Rubio Moros, del suo gruppo mio, Soberania e Indipendenza, del suo popolo mio, suo popolo sardo. A questa delegazione in corsa e ai presidenti Stalamoni e Santucci. Questa emozione non nasce effetti di questa importanza e di questo acontecimento, ma prus e prus dessa coscienza che oggi forse possa primo porta si presenta di maniera iccigrara questa possibilità di decidere con volontà di concordia unanime di incarrerai un percorso dei due popoli, questo corsicano e questo sardo, che mancai vradi da sangue non hanno mai dentro questa possibilità di costruire impari su determino in soro. I sassimbilus entre noi sunt in medasa, e i arregini profundas. Ie di adero traballosa comprendi voita vinza saoi non si seso ancora sapius de canto ai strintus eus acappiaus. Sardinia e Corsica punti probabilmente terra più antica del suo Mediterraneo. In antiche Roma nascessidi, antidonau vita a una civiltà megalitica che ancora oggi mostra is arrastussusu. E in su corso dei secoli e oballiau is unus e is attus mera dominationis, Feniciu, Punicu, Romanu, Bizantinu, Pisanus, Aragonesu, Genovesus, fettis ultimus secolo e mesus a prazio, bosatru con is francesus, nosu con is italianus, ma popru de 30 secoli camminau in pari a mano vigata. E poi un istante e via sa storia sa concedius indipendenza, a nosu e a vosatrus. A Bosatru dessa rebeldia guiata da Pasquale Paoli in su 755 a su Trattato de Versailles. Pagus annus, ma abbastanti sa donai vita s'artiva Repubblica Corsa e a iscrivere sa prima Costituzione europea moderna. E nosu sardus eccettotu e obiviu pagus istantis de libertà di vera. E innantis in s'epoca giudicali quando io produsi il primo codice delle leggi scritto in lingua romanza, sa carta del logo. I appustisi, in questa spagu disi che oggi sono commemorendi, si gendisi a Sacciapa dei Spiemontesus, cusa del 28 di aprile del 1794. Agora Italia e Francia sanno ospitau in isi status un soru, con grandus promissas, meda porta fattas e pagu porta mantegnas. E oggi, bintus, ma non convintus, guardanai con su poeta nostro Ciccitu Masara, de una storia che è stata capiao, ma non sta renescia mudai sintrani a nostra, si intendeu rappresentato con altivesa de due banderas, cusa de su moru bosatrus, cusa de quattro moru nosu. Custu funtis a simbillus che sa storia sa destinau e sa intregau, ma accettotu spantada canto a simbillanti funti battallas che su tempo nostro si domandata de susteni dei moia innantisi. Fetti bondinai un ascanto, cusa dessa continuità territoriali, cusa dessa politica energetica, fonti rinnovabili, su metano, s'insularidadi, su regimi fiscali, i battaglia sposta lingua, o su diritto a imparai e trasmetti sa lingua nostra, sa promozione del suo turismo, sa rispetto del suo territorio, su contrasto a sa crisi demografica, a su spopolamento e a su disterro dei giovani nostri. Infine, su vraigo de una Europa noa, de un'Europa dei populus e dei culturas. Tutto questo si vede de coordinare azioni nostra, de desafiare in pari queste criticità e queste opportunità e di incarrerare in pari in su confronto con gli Stati nazionali e con l'Europa, per dare una prospettiva nuova e positiva ai due popoli nostri, che castiendi bene assimilando a meda a un popolo vetti. Forse si otricava a muovi. C'è uno di sardo che narra, non sta a pesare i chizzi, sta in settai sola, pensando su. Buon tempus benitori a nosu, buona dita sa Sardegna a totus, viva sa Corsica e viva sa Sardegna.